La mia passione per il nuoto nasce fin da piccola, quando ho iniziato i primi corsi di acquaticità con mia mamma, però in realtà è stato più un amore riscoperto perché dopo tanti anni di danza classica ho deciso di tornare tra le corsie e da lì non mi sono mai staccata dal mio sport. Allenarmi nella mia regione, Veneto, per me è un grande orgoglio perché sono molto legata alle mie origini, alla mia terra e questa regione ci mette anche a disposizione molte strutture per poterci allenare sempre al meglio. L'insegnamento più importante che mi ha trasmesso il nuoto è sicuramente la dedizione e la resilienza perché, è uno sport molto duro e molto mentale, quindi sicuramente nei momenti più difficili ho imparato a non mollare mai, soprattutto nella vita di tutti i giorni. Gareggiare alle Olimpiadi per me è stata un'esperienza molto bella, però anche, abbastanza particolare, poiché ho gareggiato a Tokyo e senza il pubblico non è stata proprio la stessa cosa. Però sicuramente è un'esperienza irripetibile e sono molto grata appunto di averla potuta vivere. E i miei prossimi obiettivi sono la partecipazione ai campionati italiani assoluti a metà novembre e sperando appunto di tornare a gareggiare ai miei livelli.